Si torna in vacanza e anche se l'esodo verso le località di villeggiatura sarà influenzato dall'emergenza epidemiologica, CAV è pronta. Sono 3 i weekend di esodo potenzialmente complessi, il 25 e 26 luglio, 1, 2, 8, 9 agosto. L'ultimo weekend di luglio è tradizionalmente riservato alle partenze, per questo CAV si attende la possibilità di traffico critico con rallentamenti in direzione Trieste-Venezia, soprattutto nel tratto di A4 tra Padova Est e il bivio con la A57 ad Arino. Bollino rosso dunque in carreggiata est già a partire da venerdì 24 luglio, specie al pomeriggio e poi per tutta sabato 25, giallo invece domenica 26 fino a lunedì 27 mattina. Nelle giornate di esodo il personale sarà presente in corrispondenza delle intersezioni A4 A57 e A4 A27 per predisporre eventuali deviazioni in caso di traffico intenso. Contemporaneamente gli ausiliari della viabilità saranno affiancati da personale di imprese qualificate per la segnalazione delle code e ci saranno presidi fissi con carri attrezzi adibiti al pronto soccorso meccanico leggero o pesante che stazioneranno ai caselli di Spinea e Padova Est. Le 96 porte disponibili nelle 7 stazioni autostradali gestite saranno presidiate nelle giornate in cui è prevista la maggior concentrazione di traffico e sarà garantita l'apertura di tutte le porte di uscita. L'informazione all'utenza verrà fornita dal centro operativo della società a Mestre, attivo 24 ore su 24, tramite pannelli a messaggio variabile, news via telefono e web, webcam accessibili dal sito internet della società e collegamenti radiofonici. Inoltre, proprio per l'impossibilità di prevedere con esattezza gli spostamenti quest'anno, CAV ha deciso di potenziare l'informazione sulla situazione del traffico nelle giornate più delicate. Grazie a sensori posizionati lungo la A4 e i movimenti registrati alla stazione autostradale di Villabona a Mestre sulla A57 si potrà comunicare la situazione reale del traffico e CAV lo farà nel corso della giornata di sabato, tradizionalmente dedicata alle partenze attraverso il proprio sito internet, note stampa e canali social.